Boh, scusate, ma non riesce a iscriversi qualcuno di voi nominato, se siamo in onda o no? Appo problema, appo problema. Ecco qua. Bene, come siamo in onda? Buona, buonasera a tutti, visto voi, te non ve la de oggi, di che 9 di marzo 2020, Kim, scusate la partenza, ma questo programma che sto usando no, come Evmux è diverso da StreamYard e quindi poi tutto in inglese e non si comprende granché. Però vedendo che già ci ria questo in onda, quindi che la trasmissione sta andando in porto di viata. Bene, diamo un'occhiata subito a Sadia si presenta a De Goi, si presenta, sta tutto bella illuminata, verso sole che sta arrivando a Saida, e questa nuvole che gli ha che ne de cornice, ha trovato la fia questa roba che dopo campa strinto, e ecco, beh, questo problema adesso che non riesce a comprendere per quale motivo me lo mostra De Goi e vabbè, insomma, più o meno la mura sapere che l'este sul sistema può evitare questa cosa, non va meglio dello poter minimare questo soidenne, quindi sono questa schermata da chi non la sa a mostra come desidera. Bene, andiamo da innanzi, vediamo a Nova, è stato perduto questo gattedo, una gattetta, anzi, a tre colori, come potete vedere, ne abbiamo scritto America, la perdita, si con la vista e è stata perdita il soccorso dei vizi e la servizio a Zapata telefonate a Vizi TV tra il Battle 78 150 80 Battle. Bene, andiamo da innanzi, a Terranova, vamos al corso di alfabetizzazione digitale, cioè una scuola del computer praticamente, importanti agevolazioni grazie alla convenzione comunale, certificati di alfabetizzazione digitale, ICDL, Accredia, DigiComp 2.2, cioè praticamente sono patente insomma di uso del suo computer che potrà servire in concorso o a terrorlocos insomma 393 sul numero di telefono 90 battere 87 88 battere questo pure come detto vedendo non l'ha inquadrato adesso tutto bisogna da chi risolva un po' questo problema dell'inquadratura che a Roiden chi si verifica da qualunque cosa che è stata fotografata. Fede e cultura, il mondo di Raimondo Turta, storia, lingua e identità, giornata di studi, BT 22 marzo 2025, cioè praticamente sabato. Cine Teatro Ariston, via Delfino 14. Bisogna tutto questo dividete in due sessioni, cioè in tre sessioni, scusate, due a Manzano e una a Bortaedie. Sono tanto, sono relatore, se non voglio stare allegri, poi la so appoggiare le sosirisi. Bene, andiamo da innanzi e rammento chi Don Tottoni Cosseddu, lui rettore l'Ula e di Onanie, e sto organizzando un pellegrinaggio giubilare del 3 dies, adesso Battordica su Seiki, quindi Battordica Binica Seiki, ed è Lampatasa.
La stampa sono Assisi, Cascia, Roma. Chi richiede prenotare si paga 600 euro, telefono a Don Antonio Cosseddu, 3 Batto Schimbe, 903 26 67. Bestino che ve l'ho pubblicato sa pagina, quindi potete telefonare. Vamos a la scorsa mobilitazione generale, pastori e agricoltori sardi, venerdì 21 marzo 2025, ore 18. Corteo di trattori e auto partirà da due fronti, da Ottana, incontro all'ingresso Fronte Maschera, da Sologo, statale 131, DCN, Bivio per l'ora. Entrambi i cortei si incontreranno a Prato Sardo, Nuoro. Si chiede la massima partecipazione. Allora, poi vamos a tener appuntamento. Giovanni Farina racconta la sua vita attraverso le sue opere. Bitti, 29 marzo 2025, a Sassese de Ortedie, Salone de Probania. Te lo sa arrestato, vediamo un po' se non è arrestato per casa della cosa. No, non lo sa arrestato nulla. C'è un appuntamento, bisogna un appuntamento DET, uno viene a Costomanzano e sa Camera del Commercio e un altro casa a Bortedie in sa palestra di Lugula, però io non vi posso essere caso impegnato in uno dibattito in Cagliari, nel dibattito metta anneoso promene, ma non posso assolutamente negare. Andiamo sul giornale. Bitti, un convegno su Turtas, sabato 22, la giornata di studi per ricordare l'intellettuale e religioso del paese, tra gli interventi anche quelli di Bacchino Bandino e di Monsignor Sanguinetti. Sarà un convegno incentrato sulla figura del religioso e intellettuale bittese Raimondo Turtas, nato nel 1931 e scomparso nel 2018. Una giornata di studi che si terrà sabato prossimo 22 marzo alle ore 9 al cinema Ariston di Bitti. Va bene, tutto il due sul giornale. Ecco qua, giornata di studi sulla figura di padre Raimondo Turta, gesuita, storico della Chiesa sarda. Nel 2007 celebrò la prima messa in lingua sarda. Quegli scatti sulla libertà negata, le donne sotto il regime talebano, un nuovo progetto della fotografo oristanese Valentina Sinis. Cioè veramente una cosa incredibile la vita di questa femmina in sotto lo talebano, è una umiliazione totale, possa che è considerata in questa religione come peccato, insomma, è un peccato. È un peccato da sé, poi non ho compreso. Vabbè, lasciamo perdere. Il progetto ET corre veloce, pronto il design dell'impianto. Entro fine anno saranno resi noti i costi e le scelte tecniche. E in tutto questo convegno che bisogna come appunto si è andata a fare dare decadenza tode, udienza tra strategie e strane coincidenze. Il via da domani in tribunale. Prenderà il via domani in tribunale, appuntamento alle 10, il processo in sede civile che deciderà in primo grado sulla decadenza della Presidente della Regione Alessandra Todde. Al sostegno della Presidente i ricorsi presentati dai consiglieri regionali di maggioranza, mentre contro la Presidente il ricorso di due privati cittadini, Emanuele Beccu, già capo di gabinetto dell'assessore regionale all'ambiente Gianni Lampis, e Salvatore Corrias di Oliena, ricordato dalle cronache solo per disavventure giudiziarie finite però a suo favore. In attesa della prima udienza, da registrare un articolo del quotidiano La Notizia, nel quale si avvicina uno dei due privati, Corrias, all'avvocato Giuseppe Luigi Cucca, legale nel foro di Nuoro, già senatore nel 2013-2022.
vabbè, insomma, sono cosine cose. Allora, grande genetista pioniere dei trapianti, domani l'ultimo saluto a Licinio Contu, scienziato. Lo scienziato è morto a Cagliari, aveva creato il registro regionale donatori. Licinio Contu, tutto ne ritorniamo il merito, un genetista veramente di importo umano, fatto una pagina in tre, poi è a vedere dedicata a Unione Sada. Professioni sanitarie, stipendi da fame e fuga, farmacie senza giovani, cioè il suo problema non solo come del dottore, ma pure della farmacia. Ardau, dessa Will, narra più anni di studio, ma contratti da salumiere. Le criticità tra domanda e offerta c'è un vuoto dell'80%. Servizio essenziale nei paesi. Se chiude, chi darà le medicine? A farne le spese saranno i territori e i malati cronici, cioè immaginiamolo i tecrenare un loco che ne farmacia. Assicurazione obbligatoria contro le calamità, queste sono che sono timene le imprese, che il governo sta obbligando tutte le imprese a fare un'assicurazione contro le calamità, cioè per esempio in bici lo danno sono stato lo parato lo dà sul pubblico, invece sul governo fa che una legge in modo tale che sia un'assicurazione in modo tale che lo danno venga impaccato da essa assicurazione. Chi non sottoscriverà la polizza rischia di vedersi negati finanziamenti pubblici. Quindi state attento, questa metta a neure la cosa. Dassi sul pecorino romano, solo minacce e evitiamo allarmismi. Copagri sceglie la prudenza per scongiurare il crollo del prezzo del formaggio. Con esportazioni negli Stati Uniti pari oltre a 150 milioni di euro l'anno, corrispondenti a quasi la metà dell'intera produzione del pecorino romano DOP, formaggio intrinsecamente legato alla Sardegna, ma realizzato anche nel Lazio, nelle province di Grosseto, i pesantissimi e ingiustificati dazi annunciati dall'amministrazione statunitense rischiano di colpire in maniera significativa la tenuta di uno dei settori di punta dell'agroalimentare isolano. Lo sottolinea il presidente della Copagri, secondo cui è però fondamentale evitare allarmismi finché alle minacce degli Stati Uniti non seguiranno fatti concreti. Il casino non si incabassa tra giù creio del suo caso. Fiume rubato, Ballao alla guerra. Il sindaco, le dighe sul Formendosa ci hanno portato via l'acqua e la vita, ma degai esti stato io a Ballao bisognato, poi sto tipo di vita è scambiata dai canno Bessadiga, praticamente non vedi scuola pusaba il surivo, beato non rivo manno, pensate poi sono Paco che hai gente che campava da essa pisca, la fotografia dei pescatori che sa barca, che sa nassa, chi sa rete, che stanno da surivo, eccetera, eccetera. Detto tutto questo non va per nulla, che antento usava prima in cui in Pozzo Ido, cioè no, in Santo Ido, Muravera, in questa zona dei Cue, e praticamente abbiano bene con la Prusu e Zaida e Tanne è andata in assoluto disaccato. Sono insomma appunto a tancare tutto, ecco, Zaida si impoverita. Eppure bisogna tanto lucchinare, ecco, no, non ponemos a spadas eólicas, non ne ponemos mancuna, e invece usiamo aquí al digas e usiamo l'energia idroelettrica. Ma è chiaro che ogni cosa ha un effetto secondario suo e le saldigas hanno l'effetto secondario che trattenendo Saba non con la prossima, non con la prima e tutto lo che bel dopo praticamente annata in disaccato. Bene, andiamo da innanzi. Addio a Licinio Conto, spianò la strada dei trapianti nell'isola. Nel 1987 il primo intervento sul midollo osseo. Nella sua carriera oltre 500 pubblicazioni. Un uomo colto e carismatico.
la commozione di colleghi e pazienti talassemici. Viene su questa talassemia di Cinio Conte, sei stato veramente un, un miracolo, insomma. Stop alla fuga dei giovani, più opportunità nell'isola. Il ministro della Salute ieri all'inaugurazione dell'anno accademico. Schillaci a Sassari. Salta il confronto con la regione e i sindaci. Schillaci e il Veneto a narrare una cosa e poi sul governo neanche te li schimulo un'altra, non sono mortificarne che non ti tipo di terapia. Manovra, risorse col contagocce per abbattere le liste d'attesa. Il testo in aula ai primi di aprile. TIC dei riformatori, nessuna misura forte sulla prevenzione, cioè praticamente sono partine chi su saccogliera occhi su costirino, la risorsa chi pare che non basta nella sanità, è l'emergenza delle emergenze, ma il momento di affrontarla non arriva mai. L'occasione giusta non è nemmeno la prima finanziaria della legislatura, dove per una delle criticità più sentite, l'abbattimento delle liste d'attesa, c'è ancora troppo poco, appena 12,5 milioni di euro, al fine di integrare i tetti di spesa per l'acquisto di prestazioni di specialistica ambulatoriale ed ospedaliera da privati accreditati. La senologia la senologa, scusate, posticipa la pensione. Nuoro ha bisogno di medici, restare in servizio è un dovere. Arriva dalla Breast Unit di Sassari, cioè insomma una dottoressa che in coscienza insomma non è andata in pensione, però non lasciare l'ambulatorio buito. Rotta la tregua, 400 morti, 130 bimbi a Gaza. Vabbè, canto sia vero, però comunque sia è il vero che sono tornano a bombardare, gli israeliani lo bombardano a tappeto, insomma, però uccidere uno della massa praticamente ne uccidere il duecento o del civile, insomma, chi non Hamas non vinto nulla, anzi probabilmente subito pure la imposizione di Hamas. Trattative di pace sospese dopo il raid di Tel Aviv. Colpiremo Hamas con una forza mai vista. I rapiti e le famiglie, Netanyahu farà uccidere i nostri cari. Pare che pure per Netanyahu sia più importante la sorte sua che non cussa adesso. Io sono stato stento adesso palestinese, insomma. E dunque si deve bombardare a tappeto che non abbaitare nulla. Rientrati sulla Terra dopo 9 mesi, questi sono i 2 astronauti in Stazione Spaziale Internazionale. Chi noi ha la possibilità di rientrare, che abbia problemi tecnici dopo la che rientrare, bisogna restare poco tempo, invece bisogna restare 9 mesi. Un comando europeo per gli eserciti. Draghi, il tempo è quasi finito, subito debito e difese comuni. Questo è il parere del Draghi e comunque siate sempre per lo meno orientato non per un riarmo adesso ristatelo, ma per una dimensionamento della difesa europea e a quanto pare intanto questo sono d'accordo e tanto altri invece non mentre batta persone che a Salvini e così via che sono può riarmare l'imperialismo italiano. Vaticano, la lettera di Papa Francesco, dobbiamo disarmare le parole e le menti e questo vabbè, specialmente le menti tocca da disarmare che va mentese che pensano a si mannicare sul satiro attaccare guerra e distruire innocente e cose. Putin, Trump verso l'intesa, Paco bene, ma su Kiev piovono bombe, quindi Paco intesa batta, lunga telefonata, 3 ore tra i leader di Stati Uniti e Russia, pace più vicina? Punto interrogativo e spoppi sul caso di Lupone.
Imprese USA pronti a tornare a Mosca. Zelensky rifiutano la tregua. Beh, questo è evidente. Accordi sulla nostra testa, nella sempre, l'Ucraina e Gaiest. La linea rossa che ha fatto la storia, la linea rossa è sul telefono, telefono rosso che mi ha chiamato, l'ha usato Kennedy, l'ha usato Khrushchev e così via, insomma un telefono, un meta importante. Questo non è mai stato un telefono e non è mai stato rosso, ma comunque la linea speciale per la comunicazione tra la Casa Bianca ed il Cremlino ha sollecitato la fantasia di milioni di persone in oltre 60 anni e ispirato decine di libri e capolavori del cinema come Il dottor Stranamore di Stanley Kubrick, che ha di fatto inventato l'iconico apparecchio color vermiglio imponendolo all'immaginario collettivo. Quando il telefono rosso, praticamente tutti quanti spesso abbiano che siete un telefono ruio, tipo questo dei fatti vostri o fatti loro che veste in televisione. Allora, le bombe di Israele su Gaza, in poche ore 400 persone uccise. Questo poverito è probabilmente convinto che la guerra ormai è finita, magari non è, e sono morto in Batrochenda. Netanyahu narra colpa di Hamas, Unicef soltanto ieri morti 130 bambini poteschi. 130 piscinelli sperano di vivere, di avere una vita normale, non bisogna più. Lievi miglioramenti per la salute del Papa. L'8 aprile arriva in visita ufficiale Re Carlo III. Speriamo che la visita riesca in fuori dall'ospedale. In attesa, intesa Putin-Trump, vabbè, questo è proprio un titolo micidiale, questa è la nuova Sardegna, intesa Putin e Trump, ma che l'intesa, 30 giorni di tregua, Mosca, stop attacchi alle centrali energetiche, ma in cambio niente più aiuti militari a Kiev, cioè tirate anche lo aiuto nel Sigai, Milor Frasco in paio di giorni, praticamente escusto sul cannato Putin. Bene, che in questo terminiamo le rinnovate oie, non diamo l'appuntamento a casa, sempre scusate, in caso servizio, non ha pagato manizzato bene, poi essendo tutto in inglese, questo non mi funziona proprio a perfezione. Bene, tancamo le rinnovate oie, che si siga la tancatura e non diamo l'appuntamento a casa. Ecco, quindi buona giornata a Nina, Carai e a Ciriaco 2 che hanno salutato come facendo un CD. A menso vedere di buona tutto da BC TV, adios e menso a casa.